Caterina nacque in una città piena di luce, dove ogni pietra sembrava portare il segno di una preghiera. Era una bambina silenziosa, con occhi profondi come il cielo dopo la pioggia. Amava parlare solo con Dio, anche quando nessuno la capiva. A 7 anni già sentiva nel cuore un fuoco diverso, un amore più grande di ogni altro. Fece una promessa tutta sua. Disse a Dio: «Io sarò tua per sempre». Nessuno le aveva chiesto nulla, ma lei sentiva che doveva farlo. Nessuno capiva quel coraggio. Nessuno capiva quel silenzio che le cresceva dentro. Passavano i giorni. Caterina rimaneva raccolta, lontana dai giochi, lontana dal rumore. Mangiava poco, parlava ancora meno. Pregava con tutto il corpo, con tutto il cuore. La sua anima si faceva leggera come una foglia portata dal vento. Qualcuno la prendeva in giro, qualcuno la offendeva, ma lei taceva, guardava il cielo e sorrideva. Diceva: «Io soffro per amore, non mi fanno male le parole». Ogni dolore diventava offerta, ogni ferita diventava carezza verso Dio. Un giorno il padre e la madre iniziarono a notare qualcosa. Era come se una mano invisibile la proteggesse, come se ogni passo fosse guidato. Così decisero di lasciarla libera, libera di seguire il suo sogno, il suo amore eterno. Caterina si unì a un gruppo di donne devote, ma continuò a vivere nella sua casa. Non cercava applausi, cercava il silenzio, cercava la croce. Cominciò a vivere in modo ancora più semplice, ancora più nascosto. Per 3 anni non parlò con nessuno, solo con Dio. 3 anni di parole tenute dentro, offerte come incenso. Il dolore aumentava, anche da chi avrebbe dovuto volerle bene. Ma lei non odiava, amava, sempre, perdona, sempre. Quando qualcuno la feriva, lei curava. Quando qualcuno la insultava, lei pregava. Ma il suo cuore non era fatto solo per il silenzio. Era un cuore che bruciava per la pace. Voleva portare amore dove c'era odio. Voleva unire dove c'era separazione. Scrisse lettere piene di luce. Scrisse parole che arrivavano dritte all'anima. Scrisse a uomini potenti, a uomini confusi, a cuori divisi. E non si fermava. Camminava, parlava, supplicava, chiedeva pace, chiedeva verità, chiedeva amore. Persino un grande capo della Chiesa ascoltò la sua voce. Lei non era vestita d'oro, non portava armi, ma il suo sguardo era più forte di ogni spada. Caterina amava la Chiesa con tutto il sangue. Diceva: «Il Papa è il dolce Cristo sulla terra». Pregava per lui come una figlia prega per il padre, e quando il cuore del mondo sembrava cedere, lei restava in piedi. Forte, dolce, immensa. Un giorno le sue mani iniziarono a portare i segni della passione, ferite che nessuno le aveva dato, ma che il cielo le aveva donato. Ferite d'amore, ferite silenziose, che raccontavano un dolore profondo, ma anche una gioia che nessun cuore umano può spiegare. E quando il suo corpo non riusciva più a camminare, il suo spirito correva ancora. Il suo amore continuava a parlare, anche senza voce. Le sue ultime parole furono preghiera. Fu chiamata in cielo mentre il suo cuore ancora batteva per la terra. Oggi il suo nome è ricordato con rispetto, ma non per i miracoli, non per le visioni. Il suo nome è luce perché ha saputo amare fino alla fine. Ha saputo servire senza chiedere nulla. Ha saputo soffrire senza maledire. Caterina insegna che la forza non si trova nel rumore, ma nel silenzio. Non si trova nel potere, ma nell'amore. Non si trova nell'orgoglio, ma nell'umiltà. Se chiudi gli occhi e ascolti, forse puoi ancora sentire la sua voce. È una voce dolce, forte, limpida. Ti dice: ama, prega, perdona, non temere. E quella voce non smetterà mai di parlare.